Ciao a tutti, Virus101 vi dà il bentornati sul canale, bentornati a voi, bentornato a me, grazie, no dai sto scherzando, soprattutto bentornati a voi, finalmente di nuovo su Elite Dangerous Horizon Beyond e quello che sarà questo gioco. Allora, cosa dire, cosa cominciare? So che avevo detto che non avrei mai più fatto, cioè non avrei più fatto dirette su Elite di qua e di là, ma le eccezioni ci sono e questa sera una delle eccezioni è questa. Allora, nel frattempo entro in game in solo play per fare alcune cose. Allora, oggi perché rientro in live su Elite? Beh, fondamentalmente il primo motivo è perché sono a metà strada. Vecchie abitudini, scusate un attimo. Ok, mettiamo i motori a zero e attacco i booster, sì, proprio giusta cosa da fare. Ok, motori a zero, un attimo che mi regolo l'audio. Ok, mi regolo un attimo l'audio in cuffia e lo regolo anche sul software di streaming perché lo vedo abbastanza un po' troppo alto. Ok, perfetto, fatto. Allora, dicevo, perché siamo qui? Beh, stasera siamo qui fondamentalmente perché sono a metà strada. Adesso vi faccio vedere fin dove sono riuscito ad arrivare nel mio viaggio di ritorno da Colonia, praticamente a metà. Mi manca pochino, mi manca la parte finale del viaggio. In questo momento ho il carburante praticamente a zero e devo anche riparare la nave, quindi mentre faccio queste tediose operazioni di riparazione nave, adesso tra un po' le inizio, vi anticipo 2 o 3 cose. Ciao Nemo 5002, buonasera, grazie per essere passato. Dicevo, riparo un po' la nave e mentre riparo la nave faccio carburante, vedo la rotta da seguire e stasera volevo parlare di 2 o 3 cose. Allora, Odyssey, un attimino così, tanto sappiamo che arriverà, quindi è giusto che ci ricordiamo un attimino di questa cosa e dopo di una cosa che mi ha fatto presente il Commander Astinius giusto oggi, per cui sono andato a vedermi un po' di informazioni che mi ha prontamente girato e mi hanno fatto pensare un po' di cose, per cui alla fine avevo già deciso di fare un po' la diretta del metaviaggio e quindi la integro un attimo con queste considerazioni. Ma prima di tutto andiamo a fare cosa? A riparare i moduli, perché il mio FSD via questa cosa sull'OTAS, perché il mio FSD, come vedete, sta all'85%, quindi non è messo malissimo, ma non è neanche messo benissimo. A questo punto devo andare a ripararlo, però non posso ovviamente ripararlo così, perché se accendo l'AFMU mi si schioppa tutta la nave, perché non ho abbastanza potenza su questa nave, quindi devo togliere qualcosa, tipo il fuel scoop. Devo disattivarlo e vediamo se ho abbastanza potenza per l'AFMU. No, assolutamente no. Allora spegniamo anche questo. Ok, perfetto. Come vedete ovviamente l'ho già usato per una riparazione precedente, adesso vado a finire la mia riparazione del FSD, ok, che deve essere spento e intanto vado a ripararlo. Bene, mentre il mio FSD si ripara andiamo a vedere una cosetta. La prima cosetta che andiamo a vedere, adesso apro un attimo il browser, il nostro fido amico Chrome, ed eccolo qui. Quello che andiamo a vedere è ovviamente il sito, la presentazione di Odyssey. Ovviamente penso che tutti voi l'avrete già vista, avrete già visto i contenuti che ha deciso di pubblicare Frontier su questo mega update che sinceramente ho visto un po' in distanza e quindi un attimo che abbasso il volume qui e quindi diciamo che è interessante, non vedo l'ora che esca, infatti tra un po' farò anche il pre-order, qui vediamo un po' di test dei modelli eccetera che hanno fatto. Ho visto molte cose simili e similari prese da libere ispirazioni di giochi concorrenziali, non facciamo nomi, però alla fine i giochi spaziali quelli sono, quindi diciamo che un po'. Ok, grazie. La nave mi avvisa che si è riparata. E quindi, insomma, dai, diciamo che un po' è così. Sono abbastanza in apprensione per l'uscita appunto di Odyssey. Vi lascio l'outro del video. E non vedo l'ora, sinceramente, che esca per capire
di cosa consiste e cosa sarà il futuro di questo gioco. Da un certo punto di vista sono molto combattuto però, perché Elite non è mai stato un gioco a piedi e non ho capito bene perché hanno voluto fare questa cosa. Ovviamente questa cosa apre una quantità di scenari abominevoli, speriamo bene e non vedo l'ora sinceramente di poterli anche esplorare, perché sinceramente il gioco è diventato un po' stantio dal mio punto di vista, ok? Cosa personale, assolutamente, gusto personale, e mi sono mosso e spostato su altri titoli, anche se ogni tanto ci torno, però davvero il ritorno da Colonia è stato qualcosa di devastante e mi sta tenendo, sono sincero, mi sta tenendo distante dal gioco. Quei 150 jump che devo fare sono una rogna allucinante e sono veramente noiosissimi. Non so voi, magari mi farete sapere nei commenti sotto cosa ne pensate, però davvero io mi sarei aspettato per il 2020 di avere un bel portale che mi portava, un jump gate, chiamiamolo così, che ci potesse portare velocemente da Colonia alla bolla. Lo dico sempre, sono un po' pedante su questa cosa, però è una cosa che mi aspettavo di vedere in gioco prima o poi, non l'hanno mai fatta e quindi si suca e si fanno 20.000 light years a cavalcioni delle Neutron Star e da lì non si scappa. Bene, argomento Odyssey e status archiviato. Cosa andiamo a vedere? Adesso vi apro una tab di una cosa molto molto controversa. Si chiama Anti-Botting Agreement, questo IDEA 3.1, Player Incentivize, bla bla bla, eccetera eccetera. Un bel post che è stato messo sul forum ufficiale di Frontier, supportato da altri post sullo stesso argomento e anche da un server Discord proprio creato all'uopo per discutere di tutta questa cosa. Purtroppo pare che il problema del botting all'interno di questo gioco stia diventando dilagante e passatemi il termine, distruggitivo nei confronti del gioco, nei confronti di giocatori onesti che cercano di giocare onestamente e si trovano a scontrarsi con queste meccaniche. Beh, che cosa dire, ovviamente è assolutamente commendevole la cosa, bravi e complimenti a chi ha messo in piedi tutta questa campagna che si spera possa arrivare alle orecchie di Frontier Development. Guardate qui, il thread è lunghissimo, 25 pagine sul thread principale e 12 sulle specifiche di giocatori che parlano. Ho letto un attimino, c'è chi più o meno condivide le cose e quindi beh, direi che ci sta. Adesso tra un attimo chiudo il browser, torniamo in gioco, qui, perfetto, e torniamo in gioco, vabbè via, un attimo che mi... Ok, ho l'audio in cuffia un po' troppo alto e mi dava un po' di fastidio, quindi torniamo in gioco, spegniamo questo, accendiamo assolutamente questo e assolutamente questo. Bene, la prima cosa che andiamo a fare in questo momento, dopo continueremo il discorso, sarà andare a fare benzina, carburante, fuel o quello che sia, perché ne ho assoluto bisogno, onde non riuscire a fare il prossimo jump. Quindi partiamo da qui. Siamo attualmente nel sistema di, non lo so, realistic, siamo attualmente nel sistema di Scaude IV-YD42, quindi fatemelo trovare nel Neutron Plotter un attimo, che così me lo preparo già. Scaude, eccoli qui, IVYD42, eccolo qua, perfetto, così mi prendo anche già il sistema successivo. Benissimo, allora, ho impostato la rotta? No, ovviamente no. Ok, tanto è un jumpino piccolino di 21.82 light years che dovrei riuscire a fare senza praticamente neanche intaccare i motori della nave. E scusate, il carburante, il mio serbatoio della nave. Allora, frameshift drive a tutta mannella, andiamo al prossimo sistema e dopo facciamo rifornimento e andrò a fare qualche jump e in queste riflessioni nel vuoto andiamo a fare appunto delle riflessioni in relazione a cosa? Beh, intanto finiamo il discorso sull'anti-botting.
Perché? Perché è un discorso davvero spinoso, davvero davvero spinoso. È giusto che ci sia un sistema anti-botting, secondo me? Sì. Perché? Perché i bot, sappiamo da sempre, distruggono completamente il gioco e quindi per il giocatore onesto diventa davvero problematico poter... Ah, ma datemi un feedback, l'audio di gioco è troppo alto o è troppo basso? Fatemi sapere nella chat se devo abbassarlo un altro po', perché lo vedo davvero davvero... lo vedo alto. Lo sento alto in cuffia e lo vedo alto nel software di streaming. Ok. Allora, dicevo, l'antibotting ci sta, ci vuole, assolutamente, perché se no i giochi poi non ha senso giocare. Chi me lo fa fare di mettermi qui, passare ore e ore e ore a farmare materiali, a farmare soldi, a farmare questo, a farmare quello, a farmare quell'altro, che non è divertente, ok? E per poter potenziare la nave, fare insomma le varie cose che si possono fare all'interno di un gioco, che sia Elite o qualsiasi altro gioco, quando mi basta navigare un po' in internet, scaricarmi un softwareino, configurarlo, lanciarlo, vado a lavoro, vado a scuola, quello che sia, bassino ma non dispiace, non è invasivo. Ah, ok, grazie Nemo, l'ho appena abbassato un attimino, nel caso datemi un altro feedback se rialzarlo un po'. Ok, grazie, grazie davvero, i vostri feedback sono importanti perché io non li ho. E tornando al discorso, quindi sì, vado a fare altre cose e mentre faccio altre cose torno indietro e ho tutti i miei materiali, ho i miei soldi, ho le mie cose, vado a comprarmi la nave strafiga, vado a fare i potenziamenti praticamente nell'immediato e appena ho finito di fare tutte quelle cose lì, me la gioco. Allora, eh, ok, perché non mi fai vedere da dove sono arrivato? Una volta non ci faceva vedere da dove eravamo arrivati? Ah. Mm. Niente, un attimo che devo riprendermi a mano il sistema dove ero prima, che eravamo Scaude IVYD42, se non mi sbaglio. Andiamo un attimo qua, allora un attimo che vado a reinserirlo nella destinazione. Eccolo qui. Che strana cosa. Una volta mi dava la rotta tratteggiata. Che è successo alla Galaxy Map? Boh, vabbè. Destinazione impostata, perché altrimenti non fermerebbe più nessuno e non sarebbe giusto nei confronti di chi si è fatto il mazzo quadrato per ingegnerizzare un'ave. Assolutamente d'accordissimo. Assolutamente. Il mio film non ho visto che ho l'audio sotto del mio lit. Ah, ok, ok, ok. Grazie lo stesso Nemo comunque. E allora, per tornare al discorso con Pablito, io sono assolutamente d'accordo con questa cosa. Io che mi sono smazzato centinaia di ore per farmare i materiali, per andare a fare le robe per i Guardian, per andare a fare i materiali per il potenziamento a livello 5, che devo fare l'1, 2, 3, 4, 5 dei motori, di milioni di componenti che ho su una nave larga, eccetera, eccetera. Queste persone premono un bottone, il software fa tutto in automatico, tornano indietro, belle che tranquille, hanno fatto quello che io invece ho dovuto investire ore e ore e ore della mia vita, perché effettivamente sono ore della nostra vita, che investiamo per ottenere un risultato onestamente. Quindi è una cosa molto disonesta il botting. Assolutamente d'accordo, e su questa cosa non c'è proprio nulla da arguire, quindi da discutere. E la cosa discutibile che cos'è? Beh, il comportamento di un'azienda come Frontier, di una casa di sviluppo giochi, che nello sviluppare un gioco o non ha tenuto in considerazione questo potenziale problema all'inizio dello sviluppo. Un attimo che mi prendo il FSD. Proprio preso il cono in pieno, ok, e dovrò fare un po' di cose insieme, quindi dicevamo, quindi sì, quindi Frontier che non è in grado di calmierare la situazione e quindi si sono trovati secondo me un po' con le braghe calate, ma non solo si sono trovati con le braghe calate, sembra che stiano addirittura proprio ignorando completamente la cosa, nonostante le segnalazioni e le svariate segnalazioni degli utenti, dei post nel forum, eccetera, 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 che confermano purtroppo questa cosa pessima che c'è e sta succedendo all'interno del gioco. Quindi, cosa dire ragazzi, io sono
da un certo punto di vista non mi sorprende, perché è questione solo di tempo, che prima che succedano cose del genere all'interno dei giochi. Chiunque abbia giocato un qualsiasi MMO sa che prima o poi il bot arriva. I bot sono presenti praticamente in quasi ogni MMO, gioco online, eccetera, eccetera. Sul no botting sono d'accordissimo pure io, ma riequilibrare la reperibilità di alcuni materiali non sarebbe un gran male. Questo commento di Nemo 5002 che mi trova anche lui in questo caso assolutamente d'accordissimo, era il prossimo step del discorso che volevo affrontare. Quindi, il problema che cos'è? Che Frontier si è trovato ad affrontare questa cosa che secondo me su cui non hanno neanche molta esperienza, perché sappiamo che Frontier non è famosa per i suoi giochi. Ok, l'ho già caricato l'FSD, bene. Frontier non è una casa che aveva sviluppato tanti giochi online prima e quindi hanno fatto un po' quello che reputavano. Quindi un po' di, secondo me, inesperienza dello sviluppatore nell'affrontare certi ambienti, ma dopo rientra che cosa? La disonestà di alcuni giocatori, per carità, ma c'è anche un altro discorso che appunto Nemo introduceva, è il discorso della reperibilità dei materiali. Eh, Oddio, scusate, non ho preso il sistema successivo, eccolo qua. Allora, sviluppare un gioco online con tanta gente, con materiali, crafting, ingegnerizzazioni o quello che sia, non è assolutamente una cosa facile, cioè è un lavoraccio davvero davvero difficile. Dai. Ok, è un lavoraccio difficile, bisogna considerare veramente un sacco di cose e bisogna starci sotto, come si suol dire proprio in gergo tecnico. Quindi possono purtroppo succedere queste cose. Qual è il primo strumento che distrugge il botting? Beh, fondamentalmente, se per recuperare... Che succede? Non l'ho caricato il FSD? Scusate, ma mi aveva detto che era carico il FSD? No, non me l'ha caricato il FSD. Ah, ok. Loop of Shame sulla Neutron Star. Vabbè, stasera è anche questo. Sicuramente con Odyssey sarà un miglioramento del semplificato. Lo spero per i nuovi player. Sì, su Elite. Sì, sì, sì. E dopo, beh, accenno anche un'altra cosa dopo su questo discorso. Comunque, dov'è finita la Neutron Star? Dov'è finita? Sarà questa? Comunque dicevo, quindi cosa succede? Le meccaniche interne del gioco dovrebbero scoraggiare in primis questi comportamenti malandati, diciamo. In secundis, anche il gioco stesso dovrebbe implementare delle misure già all'interno del gioco per evitare queste problematiche. Niente, mi sono perso la stella, mi sono perso nei discorsi e che cavolo. Allora, ok, un attimo, targettiamo questa. Oh, e dopo rimetto la destinazione e via. Quindi, sono stato scuola, fidati, ho visto diversi nuovi player più bravi di quanto lo ero io. Sì, beh, ovviamente i nuovi player adesso hanno a disposizione una quantità di informazioni devastante rispetto a quando abbiamo iniziato noi, che abbiamo dovuto imparare un po' tutto sulla nostra pelle, diciamo. Comunque, cosa succede? Sì, ci sono mappe, ci sono guide, ci sono tante cose. Il problema è la progression, secondo me, all'interno del gioco. Perché? Perché come in buon ogni gioco in cui c'è una progressione, la progressione in Elite è lineare. Cosa vuol dire? Quello che io faccio quando sono a livello 1 lo faccio quando sono a livello 50, 100, 80, quindi da quando la nave small a quando ho la nave large. Si capisce che a un certo punto, io non so voi, ma andare a farmare materiali quando l'ho già fatto per centinaia e centinaia di volte, la cosa mi risulta un po' noiosa. Quindi, se non abusata la meccanica, un po' di botting, diciamo, non fa male a nessuno. Anche al gioco stesso fa bene, perché il giocatore può ottenere velocemente dei materiali che altresì gli causerebbero la perdita enorme di tempo. Perché? Perché il gioco
non ha un market tra i player. Quindi ciao Luca, ciao Matteo, benvenuti, intanto vi saluto e vado avanti col discorso. Quindi la presenza di un market dei materiali tra i player potrebbe calmierare la situazione. Attenzione che ovviamente adesso già col dilagare dei bot cosa succede? Ovviamente chi bota a quel punto lì è contento, è ancora più contento perché dice ma caspita, adesso ho almeno il bot, faccio ancora più soldi, quindi questo potrebbe essere un po' il controsenso. Quindi cosa succede? I giocatori stanno proponendo soluzioni varie ed eventuali per affrontare e risolvere la problematica, ma finché ci saranno dei giocatori che vogliono bottare, i giocatori botteranno. Quindi c'è un modo di dire: oh, adesso me l'ha caricato. Va che roba, un secondo proprio mi mancava. Comunque, e, com'è che si dice online? Cheaters gonna cheat. Il cheater cheaterà. Punto, fine, non ce n'è. E quindi cosa succede? La mancanza, secondo me, in gioco di queste meccaniche che consentono ai giocatori tranquillamente di andare a comprarsi le cose, spinge un giocatore, secondo me, a un certo punto della sua vita frustrato di dover fare sempre le solite cose, lo spinge in quella direzione. Poi gli stessi botter creano nuovi botter. Sì, sto girando intorno su me stesso, ma devo mettere la destinazione se non andiamo da nessuna parte. Comunque, dicevo, quindi c'è un po' un serpente che si mangia la coda. Io ho speso 4 mesi per 2 rank, ci dice Matteo dalla chat. Ho presente la situazione. Ho presente la situazione, tempo fa è successo anche a me quando ancora ero proprio attivo nel ranking up e cose del genere. Ti metti lì, giochi, te la passi, ti diverti e speri di arrivare a un risultato. Quindi FDev la prima cosa che deve fare, secondo me, al di là di tutti i captcha, controlli con le intelligenze artificiali o quello che hanno proposto all'interno di quei forum, la prima cosa da fare è bilanciare il gioco, secondo me, dare delle ricompense adeguate, calcolare i tempi effettivi per raggiungere un determinato risultato, ribilanciare tutte le ricompense per le missioni, perché quelle sono completamente sbilanciate, lo sono sempre stato, ricordiamoci tutti gli exploit dell'epoca, e questo potrebbe essere già un primo passo per risolvere il problema. Il secondo si chiamano politiche di tolleranza zero. Quando un giocatore viene beccato sul fatto a bottare, parte il ban automatico. Ok? Magari un ban di 3 o 4 mesi, qualcosa del genere, subito, immediato. Poi ovviamente chi lo fa ha sempre il secondo account, quindi arriva fino a un certo punto questa storia, però può essere già anche questa una cosa detrimentale, quindi bisogna assumere del personale che in base alle segnalazioni degli utenti vadano a controllare cosa stanno facendo i giocatori in quel momento all'interno del gioco. C'è un enorme problema in questo aspetto, che è un altro degli aspetti problematici intrinsechi del gioco, quindi proprio di Elite, di come è costruito. Elite, sappiamo benissimo tutti, non ha un server centralizzato. Cosa voglio dire? Le richieste che sto facendo io in questo momento passano sì attraverso un server con delle richieste che vanno dal mio client al server che sta gestendo il gioco, ma tutto quello che sto facendo di volo è solo nel mio PC. Quando stiamo combattendo, quando siamo in wing, in private server, eccetera, eccetera, noi siamo il server, quindi Frontier non ha nessun modo di controllare cosa sto facendo. Mi sono informato un po' su questi argomenti, un po' in passato, eccetera, eccetera. Ho fatto anche dei miei test personali con alcuni software assolutamente legittimi per il controllo del traffico di rete e altre cose. Ho scoperto delle cose interessanti su come comunica Elite, e fondamentalmente quello che ho visto è che fondamentalmente, essendo un peer-to-peer, cosa succede? Frontier non ha nessun controllo su quello che succede nel mio computer, e io, utilizzando software purtroppo malandrini, chiamiamoli così, posso fare veramente quello che voglio. Non ho provato io direttamente, perché anche vorrei non usare il mio account, e se lo farò è solo a titolo dimostrativo. Ok, ci stavo pensando, ma è ancora in ordine del pensiero, perché io, guardate, non ho neanche esploitato più di tanto, se non per provarli all'interno del gioco, perché cosa vuoi? A me piace giocare tranquillamente per quello che è la meccanica del gioco, e non mi piace star lì tanto a distruggere la mia esperienza anche personale di gioco. Comunque, tornando al discorso, devo prendere il sistema successivo, Fiat Room K, D8, 10A, D8,
8, 10, sì, siamo qui, e devo andare a VFO0, che bello che è il Neutron Plotter. Grazie a Dio qualche giocatore l'ha creato, anche perché funziona meglio delle procedure interne del gioco. E anche questo rientriamo all'interno sempre del discorso. Il problema principale non è il botter, ma è lo sviluppatore, è FDev in questo caso. Se io ho un gioco dove anche per fare il percorso, la route, ok, la rotta che mi deve portare da Colonia alla bolla e viceversa, devo usare un sito esterno, nonostante che ho un tool interno per il calcolo delle rotte, non va bene, perché il tool all'interno del calcolo delle rotte mi fa fare più del doppio, circa il doppio dei jump che mi fa fare il Neutron Plotter fatto da dei programmatori, degli sviluppatori come posso essere io o qualcun altro. Hanno fatto il sito, hanno messo dentro tutti i dati galattici, hanno messo un algoritmo di ricerca di creazione della rotta ed è precisissimo. L'ho già fatto, l'ho già usato per andare a Colonia, adesso lo sto usando per tornare indietro e questo sistema funziona meglio del gioco stesso, è una cosa incredibile. Quindi gli sviluppatori sono il nodo cardine di questa cosa. Quindi, come dicevo, secondo me, questo è proprio un secondo me, poi chiudo anche l'argomento, è giusto premiare il giocatore onesto che gioca correttamente, è giusto punire il giocatore che bara, assolutamente, assolutamente, senza neanche starci là a pensare, carica, sì, 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 yeah, ok, allora, VF0, e dopo, cambiamo settore, cioè più o meno settore, perché da... No, siamo sempre nello stesso settore. Allora, quindi il discorso è quello, cioè come premio il giocatore onesto. Missioni che danno delle giuste ricompense, i materiali che si trovano con il giusto tempo e la giusta difficoltà e tutte cose del genere. Questa cosa già da sola impedisce la nascita, cioè non impedisce, ma limita e mitiga in una maniera incredibile il problema del botting. Poi il botting ci sarà sempre, per carità. Unitamente a una politica di stretto controllo delle operazioni, delle azioni dei giocatori che vengono segnalati o cose del genere, o delle operazioni che possono essere ritenute truffaldine, ok, devo fare benzina alla prossima stella, e queste cose qui tutte messe assieme consentono di avere un bel controllo. Eventualmente si scrivono e si implementano delle meccaniche di gioco che richiedano l'intervento effettivo umano, ok, per poter limitare ulteriormente. Ma queste procedure sono problematiche, richiedono davvero tantissimo tempo e per il giocatore onesto possono essere frustranti e fastidiose. C'è chi per esempio proponeva di rimuovere assolutamente, totalmente l'autolanding. Non è una cattiva idea. Quindi se tu vuoi atterrare da qualche parte devi per forza farlo a mano. Ci sono tanti giocatori che non lo fanno, c'è il modulo, lo usano. Quindi cosa succede? Io vado a frustrare dei giocatori più di quello che... no, 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 no. Vediamo di lasciarci un po' alle spalle questa Neutron Star, perché per fare il jump ci dovevo passare attraverso e non va bene. Quindi il discorso è un po' questo. Allora, il botting non va bene, il botting è brutto, ok, giusto per dirlo in parole semplici. Sono d'accordissimo con questi giocatori, con questi ragazzi che stanno portando avanti queste petizioni. Dopo metterò nelle descrizioni del canale i link ai forum. Se nel caso volete passare su Discord, sono già stati postati da Commander Astinius lì, che mi ha fatto vedere appunto questa cosa, e quindi potete anche nel caso unirvi alla petizione e dare il vostro supporto a questa iniziativa. Assolutamente d'accordissimo, è una cosa che sinceramente Frontier ha estremo bisogno, ascoltare la community e lavorare insieme alla community per sistemare questo gioco. Perché voi sappiamo tutti benissimo quanti problemi ha, eccetera, 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 però sarebbe anche bello che tanti problemi venissero risolti. Nelle varie espansioni che hanno fatto abbiamo visto poco, speriamo che con Odyssey qualcosa cambi, ma io sarò sincero, dubito parecchio su questa cosa.
Allora, vado un attimo sulla chat mentre faccio carburante. Allora, visto come si è comportata comunque la community, che diciamocelo è abbastanza di nicchia, sì, assolutamente, nell'arco degli anni ha sviluppato tool esterni molto funzionali senza eccedere nel botting. Sì, sì, vediamo anche in ARA, altre cose, sono tutti dei tool veramente utilissimi. Qualcuno potrebbe dire, ah, ma rovinano il gioco perché il gioco non ti consente di fare certe cose. Sì, ho capito io, però anche star qui a dovermi memorizzare tutte le crafting o i materiali o quello che sia che mi servono è problematico. Ho le pin recipe per carità, ma è una, devo farne più di una, quindi ci sono dei tool veramente veramente comodi e utili. Ci sono anche dei tool che funzionano in overlay sul gioco e vi danno veramente una mano atroce, però non rovinano l'esperienza di gioco. E quindi sì, d'accordissimo su questa cosa Nemo. Poi dovrebbe essere premiata con un impegno della Frontier nell'evitare frustrazioni, sì, secondo me la community in genere apprezza, sì. Il gioco per le meccaniche che ha solo, non credo sia il caso di tirare... Oh, aspetta un attimo. Il gioco per le meccaniche che ha solo... che ha... apprezza... Ah, ok. La community in genere apprezza il gioco per le meccaniche che ha, solo non credo sia il caso di tirare troppo la corda. Sì, assolutamente, assolutamente. È il discorso del bilanciamento. Il bilanciamento in questi giochi è fondamentale. Un gioco non bilanciato è un gioco che è destinato purtroppo, dobbiamo rendercene conto ed essere consci della cosa. Ok, un gioco non bilanciato è destinato ad avere seri problemi. Questo purtroppo è così. LNTD30. Intanto mi prendo la prossima destinazione. Ok, quindi sì, assolutamente. Il balancing è già di per sé una meccanica che impedisce il nascere e più che altro il proliferare dei bot, dei cheat e di tutte quelle cose là. Se mi conviene di più giocare piuttosto che non star lì a diventare scemo, scaricare software di dubbia origine, installarlo, imparare ad usarlo, provarlo, rischiare il ban dei 3 mesi la prima volta, 6 mesi la seconda e a tempo indeterminato la terza. Ci penso 2 volte prima di fare queste cose. Quindi è come nella sicurezza informatica, giusto per fare un paragone. La sicurezza nell'informatica non esiste. La prima cosa che ci insegnano quando andiamo a fare un corso di sicurezza, che cos'è? È che non esiste il sistema sicuro. Però noi quello che possiamo fare è rendere l'attacco a quel sistema talmente rognoso che sia davvero fastidioso da attaccare. E quindi se il gioco non vale la candela, se i rischi sono troppo alti, so che già vado a limitare i potenziali attacchi al mio sistema. Quindi stessa cosa vale anche per il cheating e per il botting. Se le meccaniche del gioco sono bilanciate correttamente, già questo limita e blocca sul nascere la proliferazione proprio del botting all'interno di Elite, anche di un qualsiasi altro gioco. Ma l'intervento dello sviluppatore deve sempre esserci e deve essere serio, deve essere trasparente e deve essere incisivo. Quindi cosa vuol dire? Io devo fare i controlli, devo verificare chi sta bottando e in quei casi agire e agire duramente. Non deve interessarmi il numero di iscritti al mio gioco. Perché? Cosa succede? Perché se io ho 1 milione di iscritti che sono bot automatici e persone tossiche, il mio gioco è già bello che è morto. Perché quando uscirà magari un altro gioco dove queste persone possono andare a gankare di più o divertirsi a fare altre cose, il mio server si svuota e i miei giocatori affezionati me li sono lasciati alle spalle. E questa cosa non va bene, perché il giocatore dedicato, il giocatore di nicchia, il giocatore appassionato di un determinato titolo, anche lui si stufa prima o poi. E quello che stufa il giocatore appassionato di un gioco è proprio la disonestà. E quando un'azienda non protegge il giocatore onesto è un grosso problema. Quindi spero che Frontier, a fronte di questa petizione, dopo tra un po' vado anche a chiudere il discorso, spero che Frontier, a fronte di questa petizione, muova finalmente le sue chiappette, mettiamola così, e cominci a agire da azienda seria su questo fronte.
Il mio dubbio a riguardo è proprio in relazione alle meccaniche con cui funziona Elite, perché quello che io sto facendo adesso non è fatto su un server, è fatto solo in locale, e quello che io comunico al server è il fatto che sto iniziando il salto e il server mi dice ok, faccio il salto, esco dal jump, dico al server ho finito il jump, sono uscito, il server mi dice ok, tutto quello che faccio nel frattempo al gioco il server non lo sa. Questo vale per il recupero materiali e per le altre cose, sia in open che in solo. Quindi purtroppo questa struttura, questa architettura peer-to-peer che ha questo gioco rende molto difficile identificare i trasgressori. Nulla vieta a Frontier però di gestirsi le cose con i famosi famigerati amici nostri log. Quindi se i log di gioco fossero invece in tempo reale, già da qui Frontier può mettere in campo per esempio dei sistemi automatici per identificare operazioni truffaldine o potenzialmente truffaldine, mettiamola così, per non dire brutte parole, perché evitiamo di usare parole brutte stasera, dai. E quindi questo è un po' il mio pensiero sul discorso del botting, del cheating. Ne avevamo anche già parlato tempo fa in canale Discord. Purtroppo, e qui devo dire purtroppo, avevamo identificato anche online qualche risorsa per fare cose brutte all'interno del gioco. Non ho collegato e non ho linkato e non le ho neanche scaricate, però dico io, se a fronte di un po' di ricerche online e cose del genere sono riuscito a trovare qualcosa che mi consentiva di fare cose brutte nel gioco, ok, pensate voi un altro giocatore, cioè un altro è dura chiamarli giocatori, dai, un altro utente che magari vuole proprio dedicarsi a questa cosa, quanto tempo ci mette a scassare il gioco con questi software che si trovano online. Quindi capiamo che la situazione purtroppo non è bella. D'altro canto c'è un ultimo punto che volevo affrontare a riguardo, che è proprio quello del bilanciamento. Io posso, purtroppo, non giustifico, ma comprendo, passatemi quello che sto dicendo, cioè non li giustifico perché non è giusto farlo, ma comprendo che un giocatore che ha dedicato 3-4 mila ore all'interno di questo gioco, doversi trovare a dover riaffrontare altre 200 ore di farming perché magari deve fare una nave di un certo tipo, possa essere frustrante, e la tentazione di utilizzare uno di questi software molto forte. Quindi anche qui, se io potessi invece andare tranquillamente a recuperare i materiali che mi servono, visto che ho i 5 miliardi, 6 miliardi, 10 miliardi o cose del genere, se posso andare a recuperarmeli in un trading post, ok, in una auction house o cose del genere, in un mercato tra giocatori, parte dei miei soldi vanno a finire magari un giocatore nuovo che sta facendo quelle cose, e io sono contento perché in poco tempo ho i materiali che mi servono. In questo contesto vorrei fare un piccolo paragone con un gioco che mi avete visto giocare, se mi avete seguito sulle altre dirette, si chiama Guild Wars 2. Anche lì il farming c'è, ok, ma quando io arrivo a livello 80 e ho farmato mezze mappe, vado sul trading post, butto dentro qualche soldino lì e mi compro i materiali, punto, fine. Se non ho o non ho voglia di fare questa cosa perché magari mi costa troppo, ci sono milioni di modi differenti per poter ottenere quei materiali. Vado a uccidere mostri, vado a fare dei dungeon specifici o cose del genere, trovo delle scatolette che una volta aperte mi danno una quantità incredibile di materiali. D14, devo andare al prossimo sistema e non l'ho copia incollato. Ninja D14, GDA D14, sì, VKF. Eccolo, scusate un attimo, sto guardando il Neutron Plotter. E quindi questa cosa già aiuta tantissimo il gioco. Per cui io, giocatore che ho dedicato X ore lì dentro, non devo star lì ad uccidere mostri su mostri su mostri su mostri per ottenere dei materiali che posso ottenere divertendomi di più in altro modo magari, o semplicemente cazzandoci giù un po' di cucuzze nel market e ottenendo i risultati in poco tempo, anche perché le ho già fatte milioni di volte. E questo è il discorso, mi riallaccio all'inizio, della progressione.
Purtroppo Elite ha una progressione, dicevo lineare, ma secondo me lineare discendente, perché più noi diventiamo fichi, più noi andiamo avanti, più noi cerchiamo di fare cose nuove, alla fine siamo sempre lì. Perché? Perché se voglio ingegnerizzare una nave, quando ho fatto la nave large, ho il 100% di ranking, eccetera, 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 quando voglio fare quella cosa lì, che io sia livello, facciamo un paragone con i livelli, che io sia livello 1, che sia livello 500, ok, le cose che faccio sono le stesse, quindi non c'è un progresso effettivo. E questa cosa è quello che dicevo prima, non è giustificabile ma è comprensibile. Frontier deve lavorare davvero davvero su questa cosa. Spero che ascoltino questi giocatori che hanno fatto questa petizione e che mettano in campo un po' di risorse per risolvere il problema. Non ho sentito, almeno non mi è parso di vedere dei feedback positivi in questo senso, ma è solo un'impressione mia. Speriamo bene. E nel caso, si tratterà di aspettare Odyssey, ma Odyssey esce ad aprile. Scusate, esce, dico ad aprile perché mi ricordo, mi pare sì, verso aprile comunque, uscirà in primavera. Quindi capite che ci sono ancora mesi e mesi e mesi per cui queste persone possono star lì a provarci. Ulteriore cosa, sappiamo benissimo che ogni nuovo update da parte di Frontier è causa di innumerevoli bug ed exploit nuovi. Quindi anche lì, ragazzi, tenetevi pronti perché sarà l'esplosione dell'exploit quando uscirà Odyssey. Questa è una mia previsione, non metto le mani in avanti su nient'altro, è solo una mia previsione. Basta, punto, fine. Quindi questo è quello che avevo da dire in relazione al discorso del botting e al problema che Commander Astinius mi ha fatto pervenire, mi ha illuminato oggi su Discord mentre ne parlavamo un attimo, e quindi sì, spero davvero che finisca perché è una cosa orribile da vedere in qualsiasi gioco, non è solo perché è Elite, ma in qualsiasi gioco è orribile, è un orribile comportamento. Quindi più che altro è tanto l'abuso di questa cosa che è molto problematico. Ok, nel frattempo dai, abbiamo fatto una bella serie di jump questa sera, sono abbastanza contento del mio progresso tra le Neutron Star di oggi, ne abbiamo fatte già 4-5 e quindi oh yeah, ci siamo avvicinati ulteriormente da qui a qui, quindi questo giusto per farvi vedere, ma voi lo sapete meglio di me cosa vuol dire questa cosa, e anche questa cosa qui si chiama Game Killer, perché se io per caso, come ho detto, provo ad andare a vedere a Colonia, pensate a tanti giocatori nuovi che si scontrano con questa cosa qui, cioè no, siamo nel 2021 ragazzi, io posso capire nelle prime versioni del gioco che questa cosa era una sfida arrivare a Colonia, quindi pochi lo facevano eccetera eccetera eccetera. Io adesso ho una missione che per quello sto tornando indietro, perché probabilmente ci saranno dei nuovi contenuti su Elite più avanti. Non anticipo nulla, non spoilerò nulla, ma potranno esserci delle nuove dirette su Elite appena rientro in bolla, che finiamo di organizzare la cosa. Quindi tanto vi avviso, ve la butto lì e quindi sappiatevelo che tra un po' ci sarà qualche contenuto nuovo, e probabilmente torneranno anche appunto un po' le dirette su Elite in questo senso. Devo settare una nave per fare il reporter e basta, non dico altro, basta, ho già detto anche tanto. Quindi questo è il discorso. Cos'altro dire? Beh ragazzi, riflessioni nel vuoto del trip di metà viaggio va verso la sua conclusione, quindi dopo aver parlato un attimo di Odyssey, del discorso del botting, fatemi sapere cosa ne pensate all'interno dei contenuti e dei commenti a questa diretta o dopo nel video che ne seguirà. E un'altra cosa l'ultima cosa che volevo affrontare questa sera, che stavo già accennando adesso, è il viaggio. So che ci sono molti giocatori a cui piace fare l'esploratore, prendere la nave, farsi migliaia e migliaia di light years, no il combat mode, stai buono, Wood.
sono abituato su un altro gioco a premere M per la mappa, buonanotte. So di giocatori che si sono fatti tutta la galassia fino dall'altra parte, c'è chi è andato a sud, chi è andato a nord rispetto a nord e sud, e di qua e di là, è personale, ognuno si diverte a modo suo. Quindi questo è quanto. Il problema dell'esplorazione è che io la trovo particolarmente noiosa. Ringraziamo chi invece ha piazzato le mega ship su determinati posti per dare supporto agli esploratori. Niente da dire, ben venga, la cosa ci piace, quindi complimenti a chi ha organizzato tutto il setup per le mega ship e per appunto per gli esploratori. GRTI. Ok, allora prendo il prossimo sistema e poi mi fermo perché poi dovrò fare benzina di nuovo e quindi mi fermo al prossimo sistema. Però, cioè, è noiosa la cosa. Io la trovo particolarmente noiosa. Eh, Quello che sto facendo io adesso è una cosa che si fa mediamente. L'unica integrazione è star lì a scansionare tutti i pianeti, a scansionare la superficie, magari atterrarci, correrci con rover sopra, per carità, ma c'è qualcosina di interessante ogni tanto da trovare, lo vediamo anche nel codex, che magari, perché ovviamente Frontier ha aggiunto qualcosa, le cose geologici, le cose nello spazio, i frammenti di ghiaccio, altre cose le hanno aggiunte, però rimane sempre un po' una situazione win-win, a meno che non fate una porcata atomica, è difficile che vi schiantate con la nave in esplorazione, quindi questo è quanto. Quindi, boh, non so, è un po' così. E anche questo viaggio da Colonia alla bolla, ripeto, mettete un cavolo di jump gate che va da una delle zone di Colonia, magari dalla capitale della federazione, dell'impero o dell'alleanza, e fateci andare di là e tornare indietro, quello che sia. E... Boh, questa è una mia idea personale, io la vedo un po' così, poi se uno vuole fare l'esploratore non c'è problema, però almeno le uniche due zone popolate potevano metterci un jump gate. I Targoid, che fine hanno fatto? Sono rimasti fermi lì da quando li hanno inseriti all'interno del gioco, così parrebbe. I Guardian non si è ancora visto niente, non almeno che io abbia sentito o cosa, le hanno inserito quel contenuto ed è praticamente abbandonato a se stesso. Sinceramente sarebbe stato bello vedere le tre bolle, la bolla umana, la bolla Targoid e la bolla Guardian. Che figata! Tanti contenuti da giocare, missioni per i Guardian, missioni per i Targoid, missioni per gli umani. Voi volete, con chi volete combattere oggi? Con i carciofoni o volete combattere con i salami insaccati o con i robotoidi squadrati? No? Che bello, che bello. E invece non hanno fatto niente neanche in questo senso lì. Purtroppo, purtroppo. Tante cose, tanta carne al fuoco e io mi ritrovo a dover fare in altri 150 jump sulle spalle di queste Neutron Star, cavalcando questa scia blu, facendo benzina e andando avanti alla stella successiva per 150 volte circa per tornare. L'ho già fatti per andare e adesso li sto facendo per tornare. Per carità, se ci si dedica solo a questa cosa, in qualche sera si risolve e si va e si torna. Niente da dire. Ma almeno le uniche due zone popolate che hanno inserito all'interno del gioco potevano collegarle con un jump gate. Da un certo punto in poi fateci giocare. Questo è il mio pensiero in relazione a questo viaggio. Come ho detto, andrò a completare questo viaggio il prima possibile. Appena rientro farò una mini diretta ovviamente per il mio rientro nella bolla e dopo quella mini diretta vedremo di organizzare qualche altra attività, magari anche qualche altra diretta o qualche video. Dopo devo vedere un attimo come ci organizziamo con gli altri comandanti. Allora, leggo un attimo la chat. Una delle cose che mi vengono in mente per sopperire alle enormi distanze potrebbero essere gli Hypergate, però anche questo sarebbe un pescare idee meccaniche da altri giochi, vedi la serie X. Beh, perché no, sono sempre giochi spaziali, quindi il topic è quello. È come dire che ne so, su World of Warcraft, Guild Wars 2 o Elder Scrolls Online non ci siano elementi copiati. Alla fine l'ambientazione è quella, quindi è normale che ci siano delle cose simili. Se migliorano il gioco,
Se migliorano la quality of life delle nostre partite, perché no? Anzi, strabene, sì. Ma pensiamo anche al discorso, per esempio, delle mega ship. Potevano dotarle di un jump gate? No? Allora sì, mi giustifichi il costo di 5 miliardi a mega ship. Le mega ship limitate su una per squadrone, ok? Quindi creiamo delle gilde, creiamo delle corporazioni vere ed effettive all'interno del gioco, ogni corporazione con la sua mega ship, col suo jump gate, che può consentire ai giocatori di spostarsi velocemente da un punto all'altro. Sistema di recall al jump gate della corporazione, pim pum pam e via. Magari 2 ore di cooldown, può starci, quello che sia, però questa sarebbe stata la figata delle mega ship. E quindi gli scenari sono tantissimi e quelli sfruttati veramente sono pochissimi purtroppo da Frontier. Sembra che soffrano un po' di problema di creatività e non lo so. Hanno aggiunto tante cose all'interno del gioco, niente da dire, però purtroppo nessuna di queste espansioni è stata sfruttata come mi sarebbe, a me personalmente, piaciuto vedere. Continuiamo un attimo dalla chat, in effetti un ampliamento della lore che a mio avviso è fin troppo generica porterebbe a un buon incremento del gameplay, assolutamente sì, quindi trattare meglio i Guardian, trattare meglio i Targoid e le beghe tra Guardian, tra Targoid e umani, invece che star lì sempre con queste fazioni, con queste super fazioni, con i super power, là, quel power play che è una meccanica che non è mai piaciuta a nessuno. A proposito, sto continuando per la proposta di cui ti ho contattato su Discord. Infatti, grazie. Ah, ottimo, grazie Nemo. Appena appunto vedrai la diretta, sai che sono disponibilissimo per la cosa. Poi ci organizziamo lì. Le carrier sono state sviluppate male. Nel mio attuale squadron siamo una manciata e possediamo già 3 carrier. Non ha molto senso, assolutamente. Una nave da 5 miliardi ad un unico giocatore. E poi si lamentano del botting. Spiegatemi come fate a fare 5 miliardi, ok, se non crepandovi gli occhi a rifare 700.000 volte le rotte di mining, oppure pigiando un bottone su un softwareino di dubbia origine e aspettando il vostro rientro economico. Quindi, come in altri giochi avete le guild hall, i castelli, i fortini che devono essere conquistati dai giocatori, le carrier dovevano essere una cosa conquistata dallo squadron, che da squadron doveva, secondo me, evolversi in corporation e quindi finalmente avere veramente le, chiamiamole gilde, le corporazioni, quello che sia all'interno del gioco. Questo sarebbe stata una figata di update. Per cui allora sì, ha senso che io mi iscrivo su uno squadron, su una corporazione, perché lavoro con loro, spostiamo la nave, portiamo materiali, andiamo a lavorare insieme, c'è il minatore, c'è quello che difende il minatore, c'è il trasporto, c'è quello che difende il trasporto. I giocatori stessi creano le missioni dopo. Non serve avere un gioco che ci dice cosa dobbiamo fare, lo facciamo noi, se le meccaniche del gioco ci consentono di impostare tutto questo lore noi stessi. I Targoid, chiudendo velocemente perché sto proprio divagando in brainstorming totale, e i Targoid, belli, sì, adesso ci stanno attaccando, ci sono un sacco di corporazioni che si stanno dedicando esclusivamente alle battaglie contro i Targoid. Perché non liberano i sistemi? Perché non si vede, per esempio, un qualcosa in questo senso? I Guardian si risvegliano, tutti contenti, evviva, si sono risvegliati i Guardian. Allora, un attimo che... Ok, che fermo la nave proprio del tutto. Che bello, si sono risvegliati i Guardian, tutti a fare le armi Guardian, sono andato anch'io, 2 maroni enormi perché devo fare 700.000 volte la stessa mappa, scassa le sentinelle, esci, rientra, riscassa le sentinelle per prendere quelle blueprint, per tornare indietro, per sbloccare... Cioè, ma... Ok, lo facciamo, ci dedichiamo e dopo cosa mi trovo in mano? Delle robe che sono meno potenti di un normale modulo ingegnerizzato. Vabbè, le armi ovviamente mi servono perché sennò i Targoid non li scasso. Ho potenziato questa Anaconda, se andate a vedere le vecchie dirette avete visto come è andata a finire in tragedia. 4 colpi di super cannoni su un unico cuore non va giù. Magari sarò impedito io in quella cosa, e senza anche il magari, mettiamo un'affermazione, sono impedito io a combattere i Targoid, per carità questa nave, l'Anaconda, non è adatta a me, e quindi ho fatto un po' una boiata, ci ho provato, però caspita, una nave full tank con 4 cannoni fatti solo, esclusivamente per esplodere uno alla volta i cuori, quindi pum, via il cuore, si gira, si rigira, si gira, si torna indietro, pum, via cuore, no niente, basta, morto.
da vedere le dirette, sono divertenti. A momenti mi scassavano praticamente ogni volta. Comunque, sono tante cose, tante belle idee non sviluppate, lasciate lì molto superficialmente, e anche questo problema del botting comincia a farsi sentire un po', perché non viene trattato con la dovuta perizia dal punto da frontiera alla fine. Ok, perché noi possiamo anche riportare i giocatori, denunciarli sul forum, di qua e di là, ma alla fine è lo sviluppatore che decide. Comunque, dai. Ho la gola che sta esplodendo, sono 54 minuti che sto blaterando cose. Allora, una volta quando si diventava ciechi era per un altro motivo, molto più onorevole, altro che per farsi la carriera, e si faceva altro. Sì, 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 confermo, confermo, confermo. Una volta ci si crepava gli occhi per altre cose. Com'è che si diceva all'epoca? Gif al Aviv, quindi scrivetemi nei commenti cosa vuol dire Agif al Aviv. Era un modo per salutarsi tra di noi all'epoca, quindi così. Allora, no, il problema con i cuori Targoid sono anche che, a mio avviso, i problemi del lag del server spesso e volentieri, come da ESP, come esperienze personali, sì, un po' di lag, vabbè, dopo c'è anche quella, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi tanti, tanti piccoli problemi che possono minare la vostra e la nostra e la mia anche personale esperienza di gioco. Va bene, dai ragazzi, mamma mia, come mi è uscito questo va bene, è proprio esploso fuori dalla gola. Ok, dai, altro da dire stasera non ne ho, vado a terminare qui la diretta, sì, la solita oretta di diretta che faccio, quindi grazie a tutti di aver partecipato, davvero vi ringrazio calorosamente, perché fa sempre piacere vedere gli utenti interessati agli argomenti che propongo. Fatemi sapere se avete delle specifiche domande o degli argomenti che vorreste approfondire, magari parliamo in diretto su Discord o quello che sia. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questo discorso del botting, eccetera, 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 ma più importante, fatemi sapere cosa ho detto prima quando ho detto Agif al-Aviv. Non lo so, non lo so neanche se mettere in premio qualcosa, ma dai, non sono ancora attrezzato per elargire premi, però lo farò prima o poi, dai ragazzi, sto ponderando di stampare in 3D un po' di, diciamo, chiamiamoli portachiavi con il logo del canale, dai, e magari poi ve ne spedirò qualcuno più avanti. Datemi qualche mesetto, perché sono veramente strafull di lavori da fare sto periodo, ma arriveranno anche quelli. Benissimo, dai. Sì, boh, basta. Qui abbiamo finito. Cos'altro dire? Galaxy Map. Galaxy Map. Ci siamo spostati un bel tratto, quindi 1, 2, 3, 4, 5 giorni circa dovrei essere tornato indietro. Quindi spero già per la prossima settimana di riuscire a rientrare. Vediamo se riesco poi magari a fare un po' di boost su questa cosa e rientrare un po' prima. Ottimo, dai. E basta. Siamo ai saluti finali, ragazzi. Grazie a tutti di aver seguito questa diretta. Fatemi sapere, bla bla bla. Virus 101 vi saluta con il suo ormai consueto transmission out. Ci vediamo alla prossima, e magari passate a farmi un fischio su Discord per domande, dubbi o anche suggerimenti. Ciao a tutti, Virus 101 di nuovo transmission out.